Oggi si celebra San Francesco d'Assisi. Il nome Francesco ha origine latina e significa appartenente al popolo dei Franchi. Oggi, 4 ottobre, si celebra la Giornata Mondiale del Sorriso. Ogni primo venerdì di ottobre si ricorda con il World Smile Day che ridere fa bene al corpo, alla mente e allo spirito. Per la prima volta celebrata nel 1999, nacque da un'idea di Harvey Bowl, l'inventore del simbolo del sorriso più utilizzato sul web, nel marketing e negli spot pubblicitari. Si tratta dello smile, la faccina tonda, gialla e sorridente che tutti noi conosciamo bene e rappresenta un invito a compiere un gesto gentile verso una persona che si trova accanto a noi. Il 4 ottobre 2006 il dominio www.wikileaks.org viene registrato, segnando la nascita di un'organizzazione destinata a mettere in agitazione i governi di tutto il mondo. Battezzata come la primula rossa dell'era dei computer, Wikileaks, letteralmente fuga di notizie, si presentava come un'organizzazione senza fini di lucro, composta da volontari anonimi, tra cui giornalisti, attivisti e scienziati. Questo gruppo di individui, attraverso fonti anonime, riusciva ad accedere a documenti di grande rilevanza nella politica internazionale, pubblicandoli sul sito dell'associazione e rendendoli disponibili a chiunque fosse interessato. Sapete in cosa consiste il test di Turing? Alan Turing, uno dei pionieri dell'informatica, formulò un test per stabilire l'intelligenza di un computer. Un giudice conversa attraverso dei messaggi al computer con un computer ed una persona nascosti alla vista. Se il giudice non riesce a distinguere quale sia l'essere umano e quale il computer, quest'ultimo ha superato il test di Turing. Buon weekend ai 12, oggi una dolcissima luna in pesci sarà in perfetto accordo con Mercurio, parleranno di idee e di sentimenti, vediamo come nello zodiaco Ariete. Per voi la giornata in mattinata porta ancora con sé qualche buona idea, poi vi chiederà assolutamente riposo e soprattutto le mollezze intime dell'amore. Toro, la vostra giornata oggi è caratterizzata da una luna che torna amica, una luna che vi dà anche una buona idea, vi dà una buona intuizione, ma finalmente è iniziato il weekend e potete anche voi riposare. Gemelli, voi non riposate proprio mai, è la quadratura della luna di oggi, anzi vi mette nelle condizioni proprio di weekend di risolvere una questione per cui ancora c'è tempo, quindi muovetevi bene e velocemente oggi. È una giornata ottima per degli incontri importanti. Cancro, la vostra giornata oggi inizia con una splendida luna di trigono, una luna che a inizio giornata sarà un po' elettrica per delle idee o per delle cose che riguardano la sua quadratura con Urano, per cui cose che verrete a sapere che un po' vi destabilizzano, poi promette di essere molto dolce e morbida dopo, non agitatevi. Leone, la giornata inizia bene per il semplice motivo che la luna non è più in opposizione, per cui lo scaccomatto che finalmente desideravate avere oggi diventa una vera e propria realtà. Vergine, la vostra giornata oggi prevede l'inizio della luna in opposizione, un po' di confusione, probabilmente oggi non avete le idee molto chiare o forse essendo un sabato ed essendo liberi molti di voi non avranno la loro cara e affezionata programmaticità.
Bilancia, oggi è una giornata ottima per, riprendere dei dialoghi tralasciati, proprio perché la Luna, prima di migrare in Pesci, farà un bellissimo trigono che manterrà per quasi tutta la giornata con Mercurio che ospitate nei vostri gradi, quindi oggi è un giorno da dedicare agli accordi. Scorpione è una giornata oggi che vede ancora Marte belligerare apertamente con Plutone, dare il via a questa quadratura è stato un po' un segnale forte per i vostri gradi zodiacali, proprio perché adesso volete addivenire ad un obiettivo che anche nel weekend non perderete di vista neanche un istante. Sagittario, giornata oggi che vede l'inizio della quadratura della Luna in Pesci. Probabilmente oggi sarete un po' umorali, svogliati, avrete bisogno di riposo e soprattutto di non essere sollecitati emotivamente, perché avete uno stato emotivo oggi un po' permeabile alle emozioni. Capricorno, per voi la giornata è una giornata che fa tornare amica la Luna, una Luna più comunicativa, più dolce, di terza casa. Oggi sono splendidi e piacevoli gli incontri e sono particolarmente fortunate le intese. Acquario, per voi la giornata inizia benissimo con una Luna che vi dà sempre nuove idee, che vi dà anche un bell'incontro in mattinata e che poi diventa una Luna concreta però sempre guardando ai sogni, ai sentimenti e alle profondità di cui siete capaci. Pesci, a proposito di profondità, oggi la Luna arriva nei vostri gradi e oggi sarete più sentimentali che mai, quindi il weekend inizia all'insegna di una grande romanticità. In diretta televisiva, il presidente del Consiglio Aldo Moro inaugura la 1 Milano-Napoli, più nota come Autostrada del Sole, dopo il completamento dell'ultimo tratto tra Orvieto e Chiusi. È il 4 ottobre 1964. Prima di questa data occorrevano 2 giorni di viaggio per coprire la distanza tra Milano e Napoli, perdendosi tra strade provinciali e urbane. Ora si impiegano soltanto 8 ore per percorrere i 755 km in cui si distende il tratto autostradale. Costati 272 miliardi di lire, i lavori erano stati avviati 8 anni prima, con la posa della prima pietra nel maggio del 1956. Scoprendo tutti questi modi di dire avrete sicuramente fatto passi da gigante con l'inglese, o sbaglio? Bene, e perché non aggiungere anche come si dice passi da gigante allora? L'espressione utilizzata è come leaps and bounds, che sta appunto ad indicare un grande miglioramento, una crescita a vista d'occhio. È San Francesco d'Assisi, il matto del giorno. Fondatore dell'ordine francescano, il giullare di Dio è rimasto nella memoria popolare per i gesti con i quali ha costruito la sua leggenda, fissati da Giotto negli affreschi della Basilica di Assisi. Da Francesco che ammansisce il lupo di Gubbio e che predica agli uccelli. La sua conversione avviene verso i 24 anni, dopo una giovinezza spensierata, quando sceglie di vivere da semplice, da pazzo. I suoi precetti sono semplici: ripercorrere la vita di Cristo e degli Apostoli, spogliarsi di ogni ricchezza per capire la sofferenza degli ultimi, degli emarginati e dei perdenti. Oggi, per la prima volta nella storia della Chiesa, abbiamo un Papa che ha scelto come nome pontificale proprio Francesco. Ci salutiamo con la frase del giorno. Io sono così intelligente che a volte non capisco una sola parola di quello che sto dicendo. Concludiamo qui la puntata di oggi, ma non temete, domani ci ritroviamo con l'almanacco. Vi auguro un nuovo meraviglioso giorno pieno di spunti nuovi per conoscere sempre più ciò che ci circonda. Buona giornata dalla vostra Martina.